Buona domenica, benvenuti alla TG Sicilia, alle principali notizie. Si chiudono gli accordi per i ballottaggi nei 4 comuni che fra 7 giorni torneranno al voto per eleggere il sindaco. Scaduti i termini per gli apparentamenti, non mancano le anomalie. Gambizzato per una casa popolare venduta a 2 persone diverse. Chiusa l'indagine, 4 arresti a Siracusa. Tra figli e lavoro, Sicilia maglia nera tra le regioni d'Europa per occupazione femminile. Solo il 30% delle donne ha un impiego. Carenza di servizi e di politiche per la famiglia tra le cause principali del triste primato. Riapre Villa Niscemi a Palermo, la sede di rappresentanza del comune era chiusa per legionella da quasi 2 anni. Le meraviglie della Colimbetra, pienone di turisti ad Agrigento per la festa nazionale dei giardini che ha coinvolto oltre 200 parchi in tutta Italia. Festa della transumanza a Geraci Siculo, in migliaia sulle Madonie per assistere al tradizionale passaggio delle mandrie. I Modà aprono la stagione dei grandi concerti nella Valle dei Templi di Agrigento per la band milanese, oltre 2 ore di spettacolo per fan di tutte le età. L'ospite della domenica è l'imprenditore Francesco Russo Morosoli. Bentrovati, situazione fluida nei 4 comuni che tornano alle urne domenica e lunedì prossimo per i ballottaggi. Scaduti i termini per gli apparentamenti, sono pochi gli accordi ufficializzati e diverse le anomalie politiche. Manlio Viola. Scadono i termini per gli apparentamenti in vista dei ballottaggi con i quali domenica 11 e lunedì 12 giugno si sceglieranno i sindaci di 4 comuni al di sopra dei 15.000 abitanti, nei quali l'elezione non è scattata al primo turno. Si tratta di un capoluogo di provincia, Siracusa, di 2 comuni del Catanese, Aci Sant'Antonio e Aci Reale, e di Piazza Armerina in provincia di Enna. Accordi fuori da ogni logica di coalizione a Siracusa, dove il candidato di rottura del centrodestra, Edi Bandiera, converge sul sindaco uscente di sinistra, Italia, piuttosto che apparentarsi con il candidato di centrodestra, la sua coalizione in teoria, Ferdinando Messina. Non c'è pace neanche a sinistra, dove non si chiude invece l'accordo che teoricamente sarebbe stato più naturale proprio fra Italia, sindaco uscente di sinistra, e il PD. Il sindaco punta a smarcarsi e a prendere da solo il premio di maggioranza e il PD invita i suoi ad andare al mare piuttosto che alle urne. Centrodestra unito invece ad Aci Sant'Antonio, dove Giuseppe Santamaria ha ufficializzato l'accordo con Antonio Scuderi della Lega e Antonio Di Stefano di Fratelli d'Italia, siglando l'apparentamento con la lista dei 2 candidati sindaci usciti di scena al primo turno. Santamaria dovrà affrontare Quintino Rocca, che resta con le liste che lo appoggiavano sin dall'inizio della partita. Ad Aci Reale il commissario provinciale di Forza Italia Marco Falcone ufficializza l'apparentamento della lista azzurri per Aci Reale con raggruppamento civico, quindi alla coalizione che sostiene il candidato a sindaco Roberto Barbagallo. Ma il candidato di centrodestra è Nino Garozzo, con 5 liste fra cui Fratelli d'Italia, Lega e DC. Però nella coalizione c'è anche Sud Chiama Nord di Cateno De Luca, un'altra anomalia non da poco. A Piazza Armerina infine il ballottaggio è un fatto privato del centrodestra, sarà infatti Nino Cammarata, sindaco uscente di Fratelli d'Italia, a sfidare al ballottaggio appunto Massimo Di Seri, candidato del deputato regionale di Forza Italia Luisa Lantieri, che è anche commissario del partito. A sostegno di quest'ultimo la lista della DC di Toto Cuffaro, che per una manciata di voti però non ha superato lo sbarramento del 5% previsto al sistema elettorale proporzionale, un dato che può avere un peso importante al ballottaggio, visto che l'assenza di eletti potrebbe scoraggiare dal portare di nuovo alle urne i propri elettori. Aveva venduto lo stesso alloggio popolare di via Algeri a Siracusa a 2 persone differenti. Da quella doppia cessione era scaturita la gambizzazione di un 29enne. Oggi, per quella vicenda, i carabinieri hanno arrestato 4 persone. Francesco Aloi. 7 giugno 2022. Nel rione Mazzarona, a Siracusa, un 29enne ai domiciliari viene gambizzato. Tutto parte da qui. Così i carabinieri indagano a fondo e scoprono che l'agguato è legato ad un giro di compravendita di case popolari. Oggi i militari hanno dato esecuzione all'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Siracusa, indirizzata a 5 soggetti tra i 20 e i 39 anni. Mandante e 2 esecutori materiali dell'estorsione sono finiti in carcere. Per un altro sono scattati i domiciliari, per il quinto l'obbligo di dimora.
Dietro al ferimento c'era quindi una richiesta di soldi. La casa popolare dove abitava il 29enne era stata venduta da una donna al prezzo di 3.000 euro. Una cessione fatta anche ad un'altra persona, che però non ha potuto prendere possesso dell'alloggio. Sarebbe stata proprio quest'ultima a mandare gli uomini a casa del giovane. Avevano chiesto 1.000 euro. Al suo rifiuto erano tornati armati. Come riferiscono i carabinieri del comando provinciale di Siracusa, la cosa inquietante è che il 29enne, nonostante il ferimento, sin da subito ha deciso di non collaborare. Un incidente mortale si è verificato la notte scorsa intorno all'1:30 sulla strada provinciale 211 all'altezza di Bronte. A perdere la vita una donna di 46 anni originaria proprio di Bronte. Fatale l'impatto della sua auto contro un muro di cemento. Nella vettura, oltre alla vittima, si trovavano il marito e i 2 figli rimasti feriti e trasportati negli ospedali di zona. Non sono in pericolo di vita. Sicilia, maglia nera per l'occupazione femminile nelle regioni europee. Secondo i dati Eurostat lavora appena il 30% delle donne. Le più penalizzate sono le madri con figli piccoli. Tra le cause la carenza di servizi e di politiche adeguate. E tante, costrette a scegliere tra famiglia e impiego, abbandonano. Emanuela Corsi. La carenza di servizi al sud penalizza il lavoro delle donne con figli e contribuisce all'inverno demografico. Nel 2022 la Sicilia è l'ultima tra le regioni europee per occupazione femminile. Solo il 30,5% delle donne tra i 15 e i 64 anni ha lavorato, a fronte del 64,8% medio dell'area euro. A soffrire, secondo i dati Eurostat, è in generale tutto il Mezzogiorno. Puglia, Calabria, Campania precedono l'isola in fondo alla classifica europea. Dati che vengono confermati anche dalla Fondazione Svimez, secondo la quale le più penalizzate sono le madri con figli in età prescolare. Carenza di servizi, come dicevamo, e politiche sociali inadeguate sono la causa principale del fenomeno. Noi abbiamo una conferma in questo senso anno dopo anno rispetto alle dimissioni volontarie, dimissioni che crescono sistematicamente. La motivazione è proprio quella della mancanza di una infrastrutturazione sociale. Non c'è assolutamente, l'idea da parte della politica da dove partire. Quello che registriamo, giusto per fare un esempio, è la questione del bonus sul bebè, ma si parla di 1.000 euro. Per le famiglie che hanno un ISEE di 3.000 euro, quindi il nulla. Si parla di mancati interventi assolutamente senza nessuna previsione di come accompagnare invece le donne nel mercato del lavoro. La Sicilia è per il 3° anno maglia nera. Senza interventi il rischio è che le donne, soprattutto le più giovani, siano costrette a scegliere ancora oggi tra la maternità e il lavoro, non potendo coniugare i 2 ambiti. Ancora oggi la donna si ritrova a questo eterno dilemma. Stiamo parlando di disuguaglianze, proprio sono dei varchi enormi fra uomini e donne nella nostra regione. E se non si parte da là, la situazione resterà. Quello che è il mancato sviluppo regionale è quello dell'arretratezza femminile, che ne è il punto cardine. La crescita dell'occupazione femminile, secondo gli studi, risulta fondamentale anche per evitare il crollo della forza lavoro e dell'economia. Riapre Villa Niscemi a Palermo, sede di rappresentanza del comune, chiusa per legionella da quasi 2 anni. E tanta gente ne ha approfittato per riappropriarsi di un luogo di grande attrazione turistica. Marco Gullà. La fanfara dei bersaglieri ha dato il via alla riapertura di Villa Niscemi a Palermo, la sede di rappresentanza del comune chiusa da gennaio del 2022 per la presenza di legionella in un pozzo utilizzato per l'approvvigionamento idrico della struttura. In una domenica dal sapore estivo, tantissima gente ne ha approfittato per una passeggiata in villa. Per il suo valore storico e artistico, ma anche per quello naturalistico, da sempre Villa Niscemi è stato luogo di grande attrazione turistica e punto di riferimento per famiglie e bambini.
I palermitani riacquistano un bene che gli è proprio e lo fanno in un contesto naturalistico speciale qual è quello della Favorita. L'amministrazione ha semplicemente fatto il dovere di ogni amministrazione: rimuovere gli inconvenienti e favorire la ripresa di normali condizioni civiche. Bambini, giovani e meno giovani, famiglie, tutti ad assistere alla riapertura di Villa Niscemi, punto nevralgico anche per le visite guidate dal FAI. Villa Niscemi torna ai palermitani, perché questo è un luogo che non è soltanto un luogo istituzionale, ma è un luogo che può accogliere molteplici attività ludiche, ricreative, espositive, musicali, come stiamo sentendo. Allora è un modo perché la città si apra al grande cuore dei palermitani. Una festa, quindi, per tutta la città. Anche ad Agrigento si è svolta la festa nazionale dei giardini, patrocinata dal Ministero della Cultura. Alla manifestazione, che ha coinvolto oltre 200 parchi in tutta Italia, ha partecipato il giardino della Colimbetra. Davide Sardo. Weekend all'insegna dei giardini. In tutta Italia oltre 300 eventi ospitati in più di 200 parchi e giardini, alcuni aperti in via eccezionale. Nell'ambito dell'iniziativa Appuntamento in Giardino, giunta quest'anno alla 6ª edizione. La manifestazione è promossa dall'Associazione Parchi e Giardini d'Italia con il patrocinio anche del Ministero della Cultura. In Sicilia partecipa all'iniziativa il Giardino della Colimbetra, gestito dal FAI, un raro gioiello archeologico e agricolo. Un luogo straordinario coltivato in una piccola valle tra il Tempio dei Dioscuri e il Tempio di Vulcano, che racchiude i colori, i sapori e i profumi della terra di Sicilia e racconta con i suoi reperti e i suoi ipogei, scavati 2500 anni fa, la storia dell'antica Akragas. Il Giardino della Colimbetra rappresenta il perfetto esempio di giardino del Mediterraneo. Qui sono presenti 1600 piante. Abbiamo poi il 40% della nostra vegetazione che è costituita da agrumi, alcuni dei quali hanno un patrimonio genetico estremamente raro. Abbiamo ad esempio 13 varietà di arance, ma abbiamo anche tutti gli elementi tipici della macchia mediterranea: il carrubo, i pistacchi, gli ulivi, i mandorli. La Colimbetra è un insieme di paesaggi naturali e coltivati, quindi opera dell'uomo, che esprimono quella bellezza travolgente che riesce a commuovere i nostri visitatori. L'iniziativa ha riscosso successo ed il Giardino della Colimbetra ha registrato il pienone di turisti. L'evento offre anche l'opportunità di informare il grande pubblico sulle attività necessarie a curare, restaurare e proteggere i giardini, in un momento che vede un forte impegno del Ministero della Cultura attraverso uno specifico investimento del PNRR nella salvaguardia e nel rilancio dei giardini storici, che sono tra gli elementi costitutivi del patrimonio artistico e culturale italiano. In migliaia a Geraci Siculo per assistere al passaggio delle mandrie. Si rinnova anche quest'anno la tradizione della transumanza, un rito che nelle Madonie è molto sentito da tutta la comunità. Marco Cullà. Il passaggio delle mandrie, delle greggi per la via principale del paese di Geraci Siculo, nelle Madonie, ha chiuso la 13ª edizione della festa della transumanza e dei pastori. Finisce così il divieto di pascolo e i pastori possono tornare a portare gli animali in montagna. Vengono condotti dai pastori dai pascoli di marina e quindi più bassi fino a quelli di montagna per trascorrere il periodo primaverile ed estivo. Poi ci sarà il passaggio inverso, quindi con la discesa delle mandrie e delle greggi di nuovo a valle nel periodo autunno-invernale. Un rito che nelle Madonie è abbastanza sentito da tutta la comunità. Oggi celebriamo la 13ª edizione della festa della transumanza dei pastori di Geraci. Per noi è un avvenimento molto importante per le nostre aziende zootecniche, segna il passaggio delle mandrie, degli armenti che si spostano dai pascoli di marina a quelli di montagna, quindi un avvenimento, una pratica aziendale da sempre vissuta dalla comunità di Geraci, che da
da alcuni anni, è arricchita con un insieme di manifestazioni di promozione turistica, manifestazioni culturali volte a promuovere sia i prodotti tipici locali ma anche il nostro borgo. Per gli allevatori la transumanza rappresenta l'inizio dell'estate, un modo per salutare i mesi invernali e apprestarsi ad affrontare appunto la stagione estiva. La caratteristica principale che contraddistingue la transumanza di Geraci da quella di altri territori riguarda il fatto che le nostre mandrie e le nostre greggi attraversano per andare in montagna la via principale del nostro paese, creando quindi uno spettacolo unico. Accanto allo spettacolo del passaggio degli animali vengono organizzati eventi collaterali che riguardano la promozione turistica e dei prodotti locali e momenti culturali nelle Madonie. I Modà hanno aperto la stagione dei grandi concerti al Teatro della Valle dei Templi di Agrigento. Grande successo per la band milanese già esibitasi a Taormina. Davide Sardo. Sono stati i Modà a dare ufficialmente inizio alla nuova stagione estiva dei grandi concerti al Teatro della Valle dei Templi di Agrigento. A Piano San Gregorio, con lo sfondo dei templi Concordia e Giunone, la band milanese, capitanata da Checco Silvestre, per la prima volta con una orchestra, ha incantato il numerosissimo pubblico di ogni età. Oltre 2 ore di concerto pop rock sinfonico che spazia dalle sonorità dell'orchestra a quelle di una poderosa band rock. Sul palco del tour i Modà festeggiano 20 anni di carriera. Il tour è inoltre l'occasione per festeggiare un'altra importante ricorrenza per la band, i 10 anni dalla pubblicazione di Gioia, album certificato 5 volte platino che ha segnato un importante punto di svolta nella storia del gruppo. Martedì 6 giugno si replica con il concerto bis dei Modà ad Agrigento e sarà ancora sold out. Perché sei fragile. Facciamo una breve pausa, subito dopo da Catania a Palermo, una domenica di sport all'aria aperta. State con noi. Insieme, oggi è la giornata nazionale dello sport in tutta Italia, tantissimi gli eventi dedicati alle varie discipline all'insegna dell'inclusione sociale. Anche Catania e Palermo in prima fila con il lungomare e il velodromo. Eva Spampinato. Lungomare di Catania, velodromo di Palermo. Nonostante la distanza, oggi uniti da un unico obiettivo: celebrare lo sport e la sua importanza sociale e culturale. Anche in Sicilia oggi fioriscono le iniziative per la Giornata Nazionale dello Sport, istituita nel 2003 e che si svolge contemporaneamente su tutto il territorio nazionale nella prima domenica di giugno. C'è un piccolo circuito motorio in cui i ragazzini fanno le loro abilità, dallo slalom, saltelli, corsa veloce, salto con gli ostacoli. Che importanza ha lo sport? È importantissimo, lo sport socializza, dà gioia, dà di tutto. Scacchi, balli di gruppo, pesi, atletica, judo. Il Prato Verde del velodromo di Palermo ha accolto l'iniziativa promossa dal CONI. Il velodromo riapre proprio per lo sport in questa magnifica giornata che, come abbiamo detto, non è solo sport ma anche prevenzione per la salute, è socialità, è stare insieme, dove lo sport diventa soprattutto inclusione sociale. Al lungomare di Catania intanto non può mancare il calcio, ma anche il tennis, i tamburelli, l'atletica, il rugby. Il rugby già inizia con la parola rispetto, quindi rispetto per noi stessi, rispetto per gli avversari, rispetto per questa bellissima città in cui viviamo. Tra le più curiose discipline sportive presenti al lungomare troviamo questa. Si chiama bastone siciliano e ha origini siciliane antichissime. Il bastone era considerato come un'arma di difesa. Quando si andava a pascolare si portava il bestiame fuori, quindi contro attacchi di animali selvatici. Stessa cosa il coltello? Anche la stessa cosa il coltello. Diciamo che il bastone è inteso più nobile rispetto al coltello. Lo sport da combattimento come questo, come il bastone siciliano, cosa insegna? Allora, insegna il rispetto, la disciplina, il rispetto dell'avversario, l'autocontrollo
e fra le altre cose può essere utilizzato anche come arma di difesa personale, tant'è vero che presso la polizia di Brescia, alla Polgai, negli anni passati, negli anni 90, un nostro insegnante insegnava agli allievi di polizia col manganello a utilizzare tecniche del bastone siciliano. Benessere, socialità e inclusione, lo sport è anche questo. Prendiamo come esempio il più recente, Sferracavallo, il borgo marinaro di Palermo. Ecco, lì una ventina di volontari hanno da poco ripulito la spiaggia dal porticciolo fino all'ingresso della riserva di Barcarello. Sono luoghi splendidi, amati da tanti turisti, ma non sempre rispettati. Ed ecco che con il sostegno della RAP, l'azienda che cura l'ambiente, giovani e non, anche ragazzini armati di guanti e rastrelli hanno raccolto pezzi di vetro, legno, cartacee, pacchetti di sigarette e soprattutto plastica, 10 sacchi portati via dagli operatori dell'impresa comunale. Molte le associazioni che hanno promosso questa ripulitura, dai vigili del fuoco in congedo alla stessa protezione civile. Adesso toccherà alla Posidonia, che è un'alga che in mare produce ossigeno ma che abbandonata sulla spiaggia ad essiccarsi genera solo cattivo odore. E invece quando sarà raccolta dal personale specializzato avrà gran valore come isolante termico nei tetti e nei muri e anche come isolante acustico. Da Sferracavallo passiamo a Termini Imerese, dove il Comune organizzerà con la Onlus Plastic Free analoghe giornate di bonifica e di pulizia dei rifiuti abbandonati in giro. Insomma, la sensibilità ambientale ha sempre più volontari appassionati un po' dappertutto ed è l'unica che può dare sostegno alle politiche pubbliche di raccolta dei rifiuti e che, diffondendo i buoni comportamenti fra noi cittadini, ha il diritto di pretendere efficienza e decoro costante dalle amministrazioni. Ci fermiamo qui, vi lascio con l'ospite della domenica, l'imprenditore Francesco Russo Morosoli. TG Sicilia torna alle 20. Buon pomeriggio.